cosa significava, e per strada abbiamo trovato delle persone che ci offrivano addirittura una Gigugin di 12 anni. La Nigeria era la Nigeria. Allora vai, pronti? Siamo pronti con la bella Gigugin? Partiamo, vai. Appunto. Una Giguget, questo deve avere scritto. Sì. Però bisogna dire che è talmente caratteristica, non ha importanza se è un po' piemontese, un po' qui, un po' là, perché è divertente come canzone. E poi è significativa, è piena di significati. Ieri sera parla già di divorzio, di separazione, certo, perché certo. Era all'avanguardia, certo che era all'avanguardia. scherzi. Ieri sera ho visto una 16 trasmissione che non mi è piaciuta per niente, di un comico che adesso va per la maggiore perché fa sempre gli esauriti, ma minga Farini. E poi ho trovato la trasmissione talmente noiosa che mi sono addormentato. Io non so, non faccio nomi, ma comunque qualcuno l'avrà già individuata. Primo canale, prima serata.
faccio un po' come il mio amico di Roma. Come si vuol dire prima smaronata? Proprio smaronata, sì. Smaronata. Io ho un amico a Roma che mi manda tutti i giorni, no, tutte le settimane, il giro della settimana perché va a vedere delle mostre, degli spettacoli, eccetera. Ed è di una cattiveria proprio... ma com'è che si firma la V per il serpente? Il serpente, voglio proprio sapere il suo giudizio su questa trasmissione. Adesso gli scrivi e gli dici: voglio il tuo giudizio pubblico su questa trasmissione. Anzi, se qualcuno... Adesso bisogna essere però anche onesti e sinceri. Ne abbiamo visto che l'inizio non è stato esaltante, un pezzo, non è che l'abbiamo visto tutto, magari poi verso la metà o la fine si sarà ripreso, non lo so. L'impianto era sempre quello, è l'impianto che capisco. Tu dici? Ma sì. Quando hanno fatto la trasmissione del Ranieri, il Ranieri è stato di una bellezza incredibile, perché aveva pezzi, qualche ospite particolare, sapeva girare, qui era tutta una cosa imbarazzante. Ranieri, ragazzi, non si può toccarli in tutti i sensi, anche perché è un attore talmente completo che a un certo punto non puoi toccarlo da nessuna parte senza coglierlo, hai capito, è impreparato, e quindi è logico. Salutati Cesare e la Belli, perché stavo dicendo prima del Cesare, che mi ha portato in settimana a vedere lui che giocava, insomma. Ah sì? Sì, ma poi non è che giocasse come una volta era veramente in gamba, era da premio. Adesso poi era un po' così. Una volta faceva addirittura la palla, adesso non può. È per quello che io confondo sempre il baseball col rugby, perché quando lui gioca a rugby sembra che giochi a baseball, ti capisci? Ho capito, certo. E la moglie lo difende, perché è giusto che le mogli difendano i mariti. No, non sempre, non è il mio caso, io non è che ti difenda sempre. Anzi, io trovo sbagliato difendere sempre figli, mariti, parenti. Quando uno sbaglia. Sì, hai ragione, perché lei gli diceva datti all'ippica. Va bene. Insomma, comunque da questo discorso viene fuori che questo Cesare è sicuramente uno sportivo. È uno sportivo. È uno sportivo. Ha qualche anno meno di me, ma però guarda, si presenta in una maniera sportiva eccezionale, è il Gaun Physic che fa piangi Sastre. Un bel fisico, bella figura. Non è vero, è un po' a qualche anno. Però io l'ho visto male. Una sera siamo andati a ballare al Jumping Jazz del mio amico Ganda, che è veramente un locale fantastico. Io vi consiglio di andare a vederlo al sabato, perché fanno delle manifestazioni jazz fantastiche. È proprio sopra lo Zelig, quindi è facilissimo, lo trovate subito. Il vecchio Zelig, non gli Almonti. Ha provato a ballare il boogie con i vecchi del boogie che ballavano allora in Galera Pufia, ragazzi, ho visto sedersi pallido a pranzo. Ma poi ci vuole l'allenamento per fare autoambulanze. Respirazione bocca a bocca. Sì, grappa della miele. Tu no, no. Tu lo lasceresti morire, allora, uno poverino, invece di fargli la respirazione bocca a bocca. Lo faccio con la macchinetta. Sì, con la macchinetta. Quello per gonfiare i materassini al mare, ho capito. Va bene. Allora vediamo un'altra canzone per il nostro pubblico amato, che oggi non siamo in sede ancora, perché non siamo ancora pronti per affrontare la sede. Certamente. Allora, quando diminuisce il costo della benzina arriveremo lì alla sede. Ma cosa c'è? Poesia, niente roba strana, fai il classico.
canzone. Finita? È finita, dimmi. Ma insomma sei sordo, anche sordo. Stavo dicendo che questa canzone è anche proprio per i bambini, quindi tutti i bambini che ti ascoltano, perché la insegnano anche nelle scuole, negli asili, nelle cose, verrà il fune. Io ricevo spesso la posta della mostra del fumetto. Io vorrei dire a tutti di andare a vedere questa mostra del fumetto che è in Viale Campania, mi pare, è fantastica, è molto bella la mostra del fumetto. Guardate sul giornale, eccetera. E il venerdì grasso, no? Venerdì grasso è questo il prossimo. Sì, fanno al pomeriggio, organizzano una roba per bambini con disegni su Pinocchio e altre cose, trucchi, è molto bello lì alla mostra del fumetto. Vedono i fumetti che sono stati fatti. Bellissimo, e poi naturalmente vogliono andare lì. Volevo fare questa segnalazione perché è molto importante. Sì. Avete sentito come andiamo d'accordo io e Raimondi? Ma guarda, è come la trasmissione di ieri sera. Sì, ma come ti permetti? Ma un po' di rispetto, non fosse altro che per l'anzianità di servizio. Ho capito. Scusa, Villano che non sei... Ma sei sempre il solito. Vedi, tu passi 2 minuti gentili, normali, cordiali, e dopo ti sbatti subito su queste cose qua e diventi subito antipatico, rompiscatole, pedante, monotono. Monotono io. Sei monotono con tutte queste cose, non ti reggo più. Anzi, ti dirò una cosa, che adesso rompo un po' questa trasmissione perché voglio salutare i miei amici legnanesi. Sono in del nazionale, sapevi, no? Adesso sono a Seregno. A Seregno, sono bravi. Queste settimane di telefono voglio andare a trovarli. Andiamo, perché mi è piaciuto tanto, anzi vorrei... Guardate che voi a vedere i legnanesi a Seregno, non hanno bisogno di pubblicità, che è sempre pieno, ma non si sa mai, no? Nella vita... Ma cosa vuol dire? Sentir parlare bene fa sempre piacere, no? Di se stessi, dell'opera. Ti faccio una domanda, Provaggio dal Ceri e che l'altro come si chiama? Enrico mi pare, come si chiama? Non mi viene mai in mente. Provaggio, dai, Algeri? No, dal Ceri. Provaggio dal Ceri che l'altro chi è? Colombo, ecco. A Colombo, la famiglia Colombo. Era la famiglia Colombo. La famiglia Colombo, infatti. Siamo andati in onda questa settimana lì e c'eravamo noi. Sì, me l'hanno detto. No, io non so se c'ero, non lo so se... Vabbè, se siamo pronti con Martina e Marianna, l'hai trovato, Roberto? Ho cercato, ma purtroppo Martina è scappata. Martina e Mariana è scappata. C'era un altro popolare. Peccato, perché era in tema con la stagione, con tutto, no? Poi il sabato c'era il mercato, lei va al mercato, compra il cappello. Possiamo registrare. No, non me la ricordo. Venerdì che il Pier del Piazza. Le Marie tornare. Questa sorviva o che c'è il allora lui bussa alla porta e la moglie è Rinni, come tutte le mogli, cosa che fa? Dove sta? Tutta al mercato. No, dove sta? Corpo di dove sta? Martino. E lei risponde, sta al mercato, corpo di sta al mercato, sangue di sta al mercato, Mariana. Questo comprà. Corpo di Questo comprà. Sangue di vista. Questo comprà. Martino. Un bel cappello, corpo di un bel cappello, sangue di un bel cappello, Mariana. Questo che dà? Guidacci in Francia, corpo di perché non devi dire il corpo di corpo di faccio anche il corpo di vista, perché fai tutto tu, perché tu non vai avanti, guidacci in Francia, sangue di vista. Se da troppo sangue di vista, se da troppo corpo di vista. E da troppo Martino, troppo, questa troppo. Perché non sai tirare sul prezzo. Non sai tirare sul prezzo, Brito. Pensa che questa qui è la canzone che canta sempre lo Svampa quando fa le cose. A proposito, ieri era il compleanno dello Svampa. Ma gliel'hai fatti tu gli auguri? Gli ho telefonato e gli ho fatto gli auguri. Lui si è dimenticato di fare i miei. E il 28 è stato su.
pensate che tutti e due compiamo 95 anni. Appena, insomma, avete ancora tanto di quel tempo davanti a voi che non... Quando la gente dice, quando sei da tempo, no, in scena, quello di quanti anni ha? Ha 100 anni, 20 anni, perché... appunto, quindi vedi, 95 ci avete ancora un po' di tempo davanti. Coraggio, quando c'è la salute poi, no? Per un ballet Mariana. Allora per la parte comunque vabbè, insomma, è venuta una porcheria, va bene, perché tu non te la ricordi, poi mi riprendi, non era da fare così. Ecco, era così, da dire semplicemente il tema, capito? Ma no, era solo il tema che volevo. Signor, che non le fa diventare matta. Vabbè. Il tema te lo dico io. Invece del cappello, Martino acquista un grembiule per Mariana, che paga 5 watt. E questo qui è una versione diversa da quelle che naturalmente vengono fatte. Questo bel libro nel quale sono pubblicate le canzoni popolari milanesi è della libreria milanese, che poi il nostro editore, no? Editore Meravigli, Edizioni Meneghile, dove sono stati pubblicati i miei ultimi 2 libri, uno è intitolato Il Gran Libro di Parolacce e il secondo è intitolato Attenti al gufo. Adesso ce n'è un terzo da proporre, poi un quarto, andrò dall'editore e lo convincerò a farlo, se vuole. Le intitola appunto Milano in faccia, che proprio è la Milano degli anni 70-80 con le caricature del nostro Bruno Prosdocimi. E l'altro è proprio le storie di Piero, che già una volta l'editore me l'aveva mandato indietro e dice precisa meglio, e allora adesso ho precisato meglio e gli faccio queste storie. Bene signori, che bella giornata è stata oggi, una bella trasmissione, belle canzoni, con poche interferenze della Raimondi, è la cosa che adoro io, quando ci sono poche interferenze della Raimondi. Volevo parlare di un altro libro che mi hanno appena regalato, no? Che è La Vipera e il Diavolo, sempre delle edizioni Meravigli, di Luigi Barnaba Frigoli. È la storia di Milano, no? È la storia di Milano del Barnabò Visconti. Guardi, compiono talmente tali efferatezze che quelle che compiono adesso sono veramente zero, non esistono. È una cosa incredibile, ma è possibile che in tutti i secoli le famiglie abbiano così da odiarsi, da scannarsi per il potere? Signor, ben venga il 2000. Guarda cosa non fai tu per sopraffarmi, per figurare sempre tu il più. Io il più, sono il più. È vero, non io farò mai sapere pubblicamente, ad ogni modo mi devo difendere, perché sennò tu mi salti proprio addosso, mi soffochi, io sarò anche le rigne, per l'amor di Dio, ma tu sei noioso. Sei noioso. Ma voi sapete che tutte le donne parlano così dei loro mariti, i quali sono magari pimpanti, allegri. Il marito dice alla moglie. Ma se il marito arriva a casa stanco dal lavoro, si tira le pantofole, guarda la televisione, ma dai. Andiamo. Ma dove? Uno arriva a casa e dice andiamoci da stasera, no? Ma quando mai? Sempre a teatro. Andiamo fuori a fare un giro. Andare a teatro e lavoro. Tu vorresti, quindi non mi interessa. Tu vorresti sempre andare in giro per guardare le bancarelle sulla bijouteria. A me non piace la bijouteria, a me piace non saresti malissimo con degli orecchini, francamente. Oddio, guarda, io ho provato a mettere gli orecchini, tu bene. Ho il mio da fare. Certo, tanto è vero, e te lo dico così sui 2 piedi, no? Che ho deciso d'ora in avanti collane, orecchini e braccialetti, va bene? E voi in giri chic. Perché? Per la dimostrazione chiara e tonda che anche un uomo può vestirsi come una donna.
anche se non mette le gonne, visto che le donne adesso mettono i pantaloni, cara mia. Ma sai, dopo c'è il rischio che adesso ti perderò io, voglio vedere io quando vado nei supermercati, mi metto lì a guardare la bijutteria, stai lì delle ore a guardare la bijutteria, andiamo a fare un giro, tu, dai, gomitata a non finire per portarmi via. Insomma, stavo dicendoti delle cose molto importanti. Allora, va bene, no, teatro no perché le lavorate, dice il figlio. Andiamo a mangiare fuori da qualche parte, no, costa troppo. Andiamo a mangiare dove costa meno, no, no la pizza. Andiamo a mangiare la pizza, non la pizza. Ho capito, sono ancora abbastanza presente. Andiamo a mangiare un hamburgerino, no, non c'ho voglia di carne. Andiamo a mangiare un panino, no, mi porti sempre a mangiare il panino. A San Valentino volevo portarti a mangiare un panino. Siamo in chiusura. Dove ti posso? Ma cara, siamo qui a casa, approfittane, spogliati, sbattiti sul letto, no? Orco cane, ma guarda. Io mi sbatto anche volentieri, però posso dormire tranquillamente. Guardala, ma guardala tranquillamente. Sono problemi. Non mi salti ad orbi, tu Brevia. Ven giù dalla pianta, per piacere, dai. Ciao, dai, che siamo in chiusura, ciao, va. Lascia stare, che se no dopo mi fai andare non sul pesante, che quello sarebbe ancora, mi fai andare troppo sul sincero, capisci? Allora, cara mia, domani pomeriggio facciamo uno spettacolo, ci sarà con noi anche un tenore, il marito di Ezio Giovanelli, Claudio Gussini, si chiama Claudio Gussini, con il suo maestro Andreoli, faremo uno spettacolo dove? A Vimodrone, alla casa di riposo Vimodrone. Già che siamo lì a fare lo spettacolo, terranno lì, no, terranno io non verrò nemmeno a trovarti, sai perché? Perché tu canteresti le operette, continueresti a organizzare spettacoli, non ne posso più. E con questa, con questo pensiero assillante per quanto mi riguarda, vi saluto, vi do l'appuntamento a sabato prossimo, spero veramente di poter essere lì con voi e così alle 2:30 sì, è aperto a tutti, non è che solo per le persone anziane. Benissimo, a sabato prossimo. Se vi dicono qualcosa in portineria, dite vado a trovare l'anziana Grazia Maria Raimondi. Certamente, accompagnato dal giovanotto Roberto Brivio. Grazie per il giovanotto. Prego, caro, dov'era? Ciao a tutti. Han fatto più battaglie le tue mutandine che Secondo me ha cambiato pettinatura. Niente lì.